Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora so che vi mancava terribilmente, quindi sono molto lieto di annunciarvi che prossimamente non solo torna il Circo Flottiglia, ma raddoppia. Ebbene sì, perché stanno per muoversi due convogli, diciamo, di questa armata Brancaleone della contemporaneità, appunto nota come il cui modello principale è la Global Sub Flottiglia, con due destinazioni diverse. La prima farà rotta su Cuba, come diceva una vecchia canzone, ed è la flotta il cui nome provvisorio è Nuestra America, che è frutto di un appello lanciato sul sito dell'Organizzazione Internazionale Progressista. Tra gli animatori di questa flottiglia caraibica c'è l'ex leader laburista britannico Jeremy Corbyn, quello che spostò la sinistra britannica su posizioni ben oltre l'antisionismo, spesso esplicitamente antisemite. La deputata democratica statunitense Rashida Tlaib, famosa per farsi fotografare velata anche al congresso, diciamo, nella tempio della libertà individuale, con uno dei simboli dell'oppressione contemporanea su tantissimi individui di sesso femminile. E ovviamente non può mancare la prezzemolina di ogni flottiglia, la prezzemolina di ogni impresa terzomondista, antioccidentale, antiamericana, ovviamente Greta Thunberg, che ha ufficializzato il proprio sostegno in nome della solidarietà internazionale, come unica forza abbastanza potente da poter affrontare figure imperiali come Trump e Netanyahu. Netanyahu ce lo mette dentro sempre, anche se si va ai Caraibi, perché comunque funziona sempre come spauracchio per costoro. Ecco, noi crediamo che i cittadini cubani non siano nelle loro giornate angosciati da Netanyahu e Trump, il secondo anzi forse visto da molti come il potenziale liberatore, ma siano sfiancati, sfibrati, ormai non intravedono più alcuna speranza dopo decenni di oppressione tetra di uno degli ultimi regimi comunisti sulla faccia della terra. Crediamo che quello sia il problema, diciamo, quotidiano dei cubani, al di fuori dai circhi flottiglieschi. Questa flotta dovrebbe portare cibo, medicinali e beni di prima necessità contro il malvagio embargo Yankee, ovviamente, perché se a Cuba c'è la miseria, se i cubani, oltre a non conoscere la libertà, purtroppo conoscono spesso la fame, è colpa ovviamente del grande Satana per costoro. Non è che c'entri il fatto che il socialismo reale, anche in versione caraibica, ha totalmente fallito, non è che c'entri il regime castrista, che non solo non è stato in grado di produrre un atomo di ricchezza, ma neanche di garantire un sostegno minimo alla popolazione che opprimeva. È colpa della bizzarra idea dello zio Sam di costruire un embargo contro quello che da decenni è un nemico a poche miglia dalle sue coste, perché il colpevole di tutti i guasti del mondo per tutti i circhi flottiglieschi è sempre ovviamente l'America. E quindi stiamo per partire, dovrebbe arrivare a L'Avana il 21 marzo questa Lega Compagnia, con gli intillimani in sottofondo, qualche lacrimuccia per la nostalgia di Che Guevara, e insomma tutte le parole d'ordine anti-americane e simpatetiche con un regime comunista che da decenni opprime dissidenti, cristiani, colpevoli di essere cristiani, normali civili che vorrebbero semplicemente vivere una vita degna e non sopravvivere meramente nell'inferno castrista. Però attenzione, perché starebbe per ripartire anche la flottiglia originaria, quella che ha direzione Gaza, che è il luogo, come dire, d'elezione, no? per tutte le flottiglie del mondo. È una sorta di riedizione della già dimenticabile flottiglia 1, quella che doveva consegnare montagne di aiuti, che poi si sono rivelati granelli di aiuti, e poi hanno loro stessi ammesso non fosse quello l'obiettivo, ma l'obiettivo era forzare il blocco israeliano in una zona di guerra, impresa ovviamente non riuscita e annegata
nel ridicolo più o meno involontario. E in questo caso, oltre ai soggetti che hanno già tentato l'impresa, dovrebbe unirsi l'ammiraglia della ONG Open Arms, la ONG con la O maiuscola, no? Dopo che ha partorito la cagnara del processo Salvini, colpevole di difendere i confini nazionali, è finito con una soluzione. La compagnia di giro sarà più o meno quella che abbiamo già visto. Ci sarà anzitutto la Barbie di Gaza, la ricordate, no? Il nome di battaglia di tal Anal Calde, che ballava sulla nave della flottiglia mentre ci si dirigeva allegramente a forzare il blocco israeliano, già famosa per aver negato il fatto che il 7 ottobre quei galantuomini di Hamas avessero la tendenza a stuprare qualunque donna ebrea incontrassero, e anche dicendo che ci sono state ragazze israeliane che si sono sentite brutte perché i tagliagoli di Hamas non le hanno sfiorate. Questa è la mitica Barbie di Gaza che tutti i giornaloni progressisti sfoggiavano sulle loro prime pagine. Un altro personaggio che c'è stato già nella Flottiglia 1 è Thiago Avila, il brasiliano, famoso tra l'altro per la sua partecipazione commossa al funerale di Nasrallah, il leader di Hezbollah. Insomma, con tutti i sinceri democratici si sono recati ovviamente a rendere omaggio a questa figura benemerita. Anche qui c'è l'appoggio ovviamente della Thunberg. Questa Flottiglia 2 dovrebbe salpare il 12 aprile, quindi doppio circo flottigliesco, direzione L'Avana, direzione Gaza. Il minimo comune denominatore di tutti costoro, di qualunque impresa stia sotto il cappello della flottiglia, pare essere l'innamoramento senza freni, acritico, entusiasta per qualunque dittatura sulla faccia del pianeta, sia essa la Cuba comunista, sia essa la Gaza in mano agli sgherri nazi islamici di Hamas, e l'odio sempre contro l'Occidente. E questo è il lato tragico del circo. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.